Allora, questa sera presentiamo il libro di Cristiana Cagnanota, che è qui accanto a me, insieme a una fine vincitrice che leggerà dei brani del libro, che si intitola A volte nulla è come sembra. E già dal titolo viene la curiosità di capire, di leggerlo, proprio per capire quanto l'apparenza, che è alla base della filosofia da sempre, dai tempi di Parmenide, di Platone, sia nell'empirismo e l'esistenzialismo, possa condizionare e condizioni poi la vita di ognuno di noi. È una storia originale, è una sorta di collage di vite vissute, di azioni, di situazioni che si intrecciano e ci sono moltissime emozioni e tutto è legato da un fil rouge. Un oggetto inanimato, ma poi in realtà nemmeno tanto, alla fine. in realtà una penna, ed è una penna gialla, ecco perché prima dicevo il concetto del giallo, che appunto dicevo non è inanimato fino a un certo punto perché pare assumere proprio una sua identità, una sua essenza, e questo oggetto passa di mano in mano sino al colpo di scena finale, che non sveleremo perché poi le persone che leggeranno il libro avranno proprio la curiosità poi di sapere come va a finire. Poi piano piano la storia si è dipanata, dal racconto è diventato poi alla fine questo romanzo. La penna poi alla fine sì, perché è un ricettacolo secondo me di emozioni. Io scrivo con la penna, non scrivo con il computer. Dopo trascrivo, io faccio un lavoraccio, dopo trascrivo al computer. Però io principalmente è proprio il prolungamento della mano, scrivo proprio con la penna, quindi ho pensato che magari tante altre persone possono utilizzare questo strumento come un veicolo e da lì poi è partito tutto il libro. Che vogliamo dar voce un attimo alla penna? Diamo voce alla penna, diamo anche chiarezza agli occhi. Invece ecco la sorpresa. La donna, dopo avermi rigirata un po' tra le sue dita, mi sistemò pezzosamente tra i suoi capelli e, visto l'intreccio di tutti quei nodi, ebbi la certezza di restare lì per sempre, o almeno per lungo tempo. La mia esistenza come penna sarebbe probabilmente terminata se non fosse stato per quei due innamorati e sicuramente tutto sarebbe finito per me. Invece avevo avuto la possibilità di una vita diversa. Ora ero un fermaglio d'oro. Avrei dovuto dimenticare quel che ero stata per imparare a vivere una nuova avventura, in una veste che non conoscevo ma che, ne ero certa, avrei imparato ad amare. Anche qui c'è la coincidenza in questo capitolo ci sono queste due persone, questi due barboni che poi sono quelli riprodotti sulla copertina e riprodotti anche la coincidenza è stata che quando cercavo qualcuno che mi facesse la copertina ho contattato una ragazza che non conoscevo tramite internet perché avevo visto che si occupava del riuso del materiale. Il riciclo sì, adesso. Ho mandato il capitolo e ho detto guarda, io non ti posso pagare, però se ti piace il capitolo puoi fare qualcosa per la copertina. E lei mi ha realizzato queste due maschere che sono meravigliose. Bellissime, abbiamo fatto la copertina, abbiamo fatto tutto. Molto originali, devo dire. E poi la cosa che a me ha colpito tanto è che sono veramente i protagonisti del racconto, cioè del capitolo. Sì, ci ho rivisto per fare perfettamente quello che avevo scritto io. E per riagganciarmi a quello che dicevi tu sull'apparenza, no? Paradossalmente i due barboni, nessuno penserebbe a due persone pronte a vedere la realtà in un certo modo, tant'è vero che loro se la riciclano la loro realtà, perché hanno per cappelli piatti di carta e come fermaglio lei mette la penna. Che lui ha deciso di fare. Che lui ha deciso di fare questo regalo, questa trasformazione. È lui che infatti leggo pieno di inventiva. Leggo un pezzettino piccolo. In questo era stata aiutata da Geco, che era un maestro nel riciclo della realtà. Tutto al bisogno assumeva un aspetto differente dall'originale e l'uso che se ne poteva fare era a dir poco fantastico. Chi avrebbe mai pensato di usare semplici piatti di carta al posto di cappelli? Era stato così paziente da trovarne 6, tutti uguali e tutti bianchi, e lei era felice di vedere riflessa la sua essenza negli occhi di Geco. Era come voleva essere, come lui la vedeva.